io non vedo niente. Sono organizzato con l'iPad qua collegato col telefono, quindi potrebbe non funzionare proprio nulla. Sono a bordo piscina e ci siamo. Faccio un giro. Chi vede niente? Sta il sole, sta... Sì, sì. Esatto. Esattamente. Allora, vedo dei commenti. Saluto da Sellini Noletta. Ma io sto contro luce, quindi spero che mi sentiate. E i commenti vedo poco e niente, però siamo pronti qua. Mancano esattamente 11 minuti che abbiamo saputo, e che ci spoilerano tutto. Voi i leaks penso li avete visti, e ci spoilerano che De Bruyne ha preso la 11, quindi ci sarà uno swap da Lukaku 11 a De Bruyne 11, con Lukaku che probabilmente prenderà la 9. E poi abbiamo saputo che Lang prenderà la 70 di Gaetano. 70 mi dà tanto, e sarà una grande, forse affezionato al numero 7 Lang, perché poi lui ha avuto anche il 10, insomma la fa a 70. Non si sente? Madonna mia, mi dispiace. Vedrete la mia faccia. Buongiorno, si sente un po' male, tipo tappato. Lo so, allora il problema è questo, è che io avevo considerato tutto, però potrei fare un tentativo, aspetta, perché c'era un wifi qua che adesso ovviamente non sta funzionando, però ce l'ho il microfonino, vediamo se funziona, o se il fatto di metterlo... Come faccio a mandare il telefono? Vediamo, se io lo inserisco... Voi mi sentite adesso? Questa è la domanda. Vediamo se adesso mi sentite. Fatta a barba, ma a barba già sempre tenuta, non ho intenzione assolutamente di farmela. Perfetto? Ah, meglio, ok, perfetto, dai. Allora il microfonino ha un suo senso. A posto. Lucca, ci sono ancora le visite mediche, c'è speranza che salti? No, io non credo che salterà. Fatemi fare un attimo. Ok, siamo qua con i microfonini. E sì, allora le ultime notizie che ho letto, però ma già fa sti 2 giorni, mi dovevo fare questi 2 giorni di vacanza con la mogliera, perché altrimenti lei mi ha detto non ho nessun video, e ho detto ma mezzo video, faccio live, così faccio più presto, mezzo video giusto per gli amici bellini, e anche per mamma, che mamma mi deve, quando io faccio i video mamma mi vede e si tranquillizza. Altre notizie, avevo intraletto qualcosa su Lookman all'Inter, quindi adesso si fanno tutti i discorsi di quanto loro pagherebbero Lookman rispetto a quanto noi possiamo pagare Ndoye. Questa è una delle cose di cui si dovrà parlare. Vedo che state parlando molto di Luca va benissimo, ce ne vuole un altro, vediamo. È un po' la delusione aver pensato tanto a Nunez e poi doverci rinunciare, però forse ci siamo un pochino allargati noi. E vediamo, se io questo microfonino me lo metto in petto, riusciamo? Dite ancora? O me lo devo tenere perché già mandano poi già avevo l'iPad e un macello. Un abbraccio a tutti, lasciate un like se vi va. Allora, andiamoci un attimo calmi con Lucca. Io lo so che non è un nome che dà hype, mi rendo conto, rispetto agli altri che c'erano in giro, così. Però potrebbe essere un funzionale, nel senso uno che ha la specialità, lo specialista del colpo di testa. Noi abbiamo avuto altri, per esempio Llorente, Pavoletti, Llorente a fine carriera, Pavoletti, insomma, così e così.
quelli non hanno avuto un grande impatto. Però io conto molto sulla possibilità di Conte di far anche migliorare i giocatori. Teniamo presente anche questo, non leghiamoci solamente a quanto abbiamo visto fare nelle altre stagioni ai giocatori, perché possono migliorare. Lo stesso e secondo me non se l'aspettava neanche lui di poter fare, che è un giocatore che ha molti gol in testa, però non glielo facevano fare, lo mettevano un po' più dietro, e invece a lui gli piace proprio, e Conte ha intuito questo e gli ha dato le chiavi dell'inserimento. Grazie a tutti ragazzi, non riesco a leggere bene i nomi. Mimic, grazie. E per quanto riguarda la maglia, abbiamo intravisto alcuni spoiler, era inevitabile, anzi io sono pure sorpreso che siano arrivati solo oggi, però io ho cercato di chiudere tutto, ma mi arrivavano da tutte le parti, ovviamente. C'è sta bisogno, mo vi fa sto rumore. Arrivavano spoiler da tutte le parti, io non li ho postati gli spoiler che mi arrivavano perché non è nemmeno giusto, magari qualcuno vuole essere sorpreso direttamente, qualcun altro invece li cerca, me li ha chiesti in privato. Nel gruppo Telegram ovviamente arriva tutto con una velocità istantanea, non ci scappa niente. Infatti quando poi qualcuno scrive in privato una notizia che magari è fresca, che ha 2 o 3 minuti, e io penso se tu fossi nel gruppo Telegram ci saresti arrivato prima, sapresti già che la so già e che già l'ho commentata in privato. Poi ovviamente si fanno le cose, rumori ovviamente per forza, ma figurati se non potevamo fare una live senza rumori. Oggi saremo più poveri, questo è quasi certo, io da quello che ho visto nello spoiler mi intriga moltissimo la maglia away, che abbiamo intuito che potrebbe avere dei dettagli in oro e che non è bianca ma potrebbe somigliare tipo la maglia off-white, cioè tipo sabbia, tipo champagne, come facemmo quella là in collaborazione con MSC Crociere, la maglia speciale che facemmo là con la rosa dei venti, che quella era molto molto bella, però lì avevano dei dettagli in blu navy. Se adesso qua ci aggiungiamo i dettagli in oro, secondo me, io sono fissato con i dettagli in oro non me lo dite proprio, secondo me potremmo divertirci. Poi chissà, un'altra cosa di cui nessuno parla, se ci sono delle differenze tra le magliette Champions e le magliette del campionato, perché il Napoli ha sempre fatto questa cosa di alcune differenze, piccole differenze di dettagli per la Champions, aggiungendo il dorato della Champions. E per quanto riguarda la prima maglia, ci sono queste costine, abbiamo visto delle costine, mancano 4 minuti, siete pronti? Siete in hype? Dai, costine quasi a giorno. Io sto direttamente sul sito dello store del Napoli, sto direttamente qua, così aggiorniamo e vediamo, non penso che posso caricare il video di presentazione, ma ci andiamo a vedere direttamente. E dicevamo, il colletto non ne sono sicuro, però dai leak che si vedeva la maglia appesa potrebbe avere un effetto diverso indossata, questo colletto a V con dei righini che richiamano delle maglie degli anni 80, questo l'avevamo saputo, lo dicevano anche l'anno scorso, anche 2 anni fa, ci saranno i richiami agli anni 80, forse ci siamo, finalmente la vedremo questa cosa. E poi lo scudetto, altri rumors che dicevano lo scudetto di lato, lo stemma del Napoli al centro, no, scudetto centrale, e forse lo stemma del Napoli potrebbe essere diverso, cioè a color pieno, non solamente la silhouette dei cerchi e della N, ma proprio lo stemma del Napoli azzurro sull'azzurro, quindi tono su tono. A me quello penso che piaccia. Oltretutto mi piace in generale lo stemma azzurro, anche se fai una maglia diversa, anche se fai una maglia nera, grigia, lo stemma azzurro sopra proprio per fare un bello stacco di impatto, e quello deve sempre risultare. Poi se noi rimaniamo con MSC a lungo termine, per lungo tempo, diventa iconico e diventa legato alla società. Perché questa è una cosa bella, perché noi per anni siamo stati la squadra Lete,
e se tu cerchi trovi un sacco, se chiedi all'intelligenza artificiale, te la fa di base lei, te glielo devi proprio chiedere. E mi piacerebbe se si legasse MSC al Napoli a lungo, mancano 2 minuti, molto a lungo, in modo tale che siamo noi, cioè se tu leggi MSC pensi sempre al Napoli. Se tu leggi per esempio le altre maglie tipo Fly Emirates non sai mai che cos'è il Benfica, che cos'è l'Arsenal, e quello non mi piace tantissimo. Invece se tu sei identificabile con lo sponsor ti puoi anche prendere delle libertà, anche grafiche, anche di colori, e sei sempre tu, e quindi è bello. Questo mi piace. Sul sito sono già usciti, ma che dici? Ma che dici? No, io non li vedo ancora. È a 7, vediamo, maglie gara, magari questa collezione è vuota. No, non ancora. O su Instagram, sul sito Napoli, non sullo shop. Oh my god, ok, vediamo sul sito Napoli. A home. Foto di a me hanno mandato la foto di De Bruyne, ovviamente. È chiaro, adesso è un macello. Però può essere pure che poi il sito del Napoli è completamente invaso da gente che si collega e noi non ce la faremo mai. Vediamo, dai, ti prego fallo, perché ha già fa la reaction, devo fare la faccia se sono sorpreso oppure se non sono sorpreso. Bad getaway. E quando ci sta troppa gente è inevitabile, riproviamo, altrimenti devo provare ad andare sull'Instagram del Napoli dall'iPad, non lo so se lo posso fare. Eccole, allora voi lo state cominciando a vedere, vediamo se io posso andare nell'online store. Eccola qua! Maronna mia. Allora, devo subito fare la... Allora, c'è una foto, la prima foto, c'è proprio De Bruyne con McTominay vicino. Allora, ragazzi, è come la immaginavamo, cioè come ci è arrivata. Allora, vi dico subito che adoro il dorato della seconda maglia, ve lo dico subito. 140 euro, se non sbaglio sono un po' aumentate, vediamo, non erano 125, non mi ricordo, poi usciranno le repliche, poi le polemiche, eccetera eccetera. Allora, se io zoom questa roba qua, ci sono, vedete queste costine, ma non si vede niente, vabbè, ma le vedete voi, quindi queste costine, queste strisce verticali, un po' la juventilizzazione alla fine l'abbiamo completata, però non abbiamo ancora scelto il bianco-nero, almeno siamo rimasti in azzurro. Però no, il Napoli, lo stemma del Napoli sembra comunque in silhouette. Devo zoomare. Lo scudetto credo che sia cucito, sorge sana, e quindi ci sono queste N sul pattern molto più grandi delle altre dell'anno scorso. Il colletto, come dicevamo, non mi fa impazzire, forse non mi fa impazzire, però sì, la N dovrebbe essere con il colore pieno, sì, non è solamente, è di un altro tessuto, cioè un tessuto applicato sopra, così come lo scudetto campioni d'Italia, con questa ulteriore così. Vabbè, bellissimo, non è che uno può dire di no. Vi dico, rispetto a quella là dello scudetto di 2 anni fa, questa qua è più bella, secondo me. Poi è sempre una questione di gusti, cioè ognuno ha i gusti suoi e può piacere, non può piacere. Per esempio avevo fatto lo spoilerino dove parlavo del colletto e quello ha detto: ma come il colletto è la cosa migliore, un commento, perché il gusto tuo, tu preferisci quello, uno preferisce un'altra cosa. Sì, il colletto a me non fa impazzire, in generale il colletto a V non mi fa impazzire, dovrebbe star bene il colletto a V a chi ha un gran fisico e quindi si spacca un po' i pettorali anche così, e quello è un bel collo importante, muscoloso, lì probabilmente, vista addosso ai nostri campioni, probabilmente risulterà ancora meglio.
indossata da noi, dobbiamo vedere se è un tie fit, tight fit o se è un fit un pochino più rilassato. Bene, poi andrei a vedere quella là un attimo away, che invece è qua. C'è forse anche... Ah, attenzione, qua il colletto è pure diverso, questa forse mi piace ancora di più. Se il colletto di questa qua è diversa, poi ci sono questi dettagli che dobbiamo capire. Proud to be Napoli. Proud to be Napoli. Questi dettagli dobbiamo capire, dobbiamo leggere quali cose della città hanno richiamato. Si leggeva roba della cultura napoletana. Il dorato mi fa impazzire. Il dorato mi fa impazzire assolutamente ed è molto più, senza i bordini che richiamano gli anni 80, questa qua mi piace molto di più. Mi piace assolutamente di più. Lo devo dire, l'ho detto. Seconda maglia da paura. Poi ci sono già le repliche a 55 e sappiamo che le repliche ovviamente meno rilievo, il colletto sembra ancora diverso, il colletto della replica, vado in zoom perché qua sì, potrebbe essere un colletto ancora diverso che si vede il dietro, però secondo me siamo istantaneamente diventati più poveri. tutti più poveri. Maglia replica, maglia away. E poi ci dobbiamo divertire con la terza maglia ad un certo punto della stagione dove si può osare sulla terza maglia. Mi piace il colore, mi piace la tinta di azzurro. Quella dell'anno scorso aveva, quando veniva sudata, maglia sudata, quando veniva sudata era un po' diversa del nostro colore azzurro. Per il resto io penso che possiamo essere soddisfatti in generale della situazione. Tu la prendi bianca,